Una persona speciale, sempre pronto ad aiutare tutti, sempre presente, veramente una persona meravigliosa. Meritava certo una conclusione così. Non ci può credere Mirella Tacchetto, vicina di casa di Valerio Daprà, il brigadiere capo del nucleo operativo di Padova che ha perso la vita assieme ai colleghi Davide Bernardello e Marco Piffari nell'esplosione del casolare a Casteldazzano, in provincia di Verona. Valerio, che proprio 5 giorni fa aveva festeggiato il suo 56esimo compleanno, era nato a Brescia, ma da più di 20 anni viveva a Padova con la compagna Sandra, dalla quale aveva avuto un figlio, ora 26enne. Un momento veramente tragico. L'ultima volta che l'ha visto? Ieri sera nel pomeriggio, verso sera, sì, stava qua nel suo giardino. Che persona era, come lo ricordo? Radiosa, solare, sempre presente per tutti. Veramente anche qua nella nostra via era veramente conosciuto e ammirato da tutti. Arruolato nel 1988, faceva parte del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Padova, reparto di primo intervento. Arrivano a fiumi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, che ora è costretta a piangere un compagno e un padre.